Una banda di ragazzi a cui si addebitano 3 violente aggressioni nel mirino della squadra mobile. Per i 2 membri più violenti di Casera Nervesa è scattato il divieto di dimora a Treviso. 100 giorni fa, all'inizio dell'emergenza coronavirus, il bilancio di Zaia come una guerra, ma abbiamo scongiurato il peggio. Il grazie ai medici e anche ai giornalisti annuncia l'arrivo di una nuova ordinanza per teatri e cinema. Le nuove libertà previste dal lunedì vanno sfruttate, ma con il solito buon senso predicato in questi mesi, l'appello del direttore generale dell'ULSS 2. Da tutto il Veneto e anche dalla Marca in manifestazione a Venezia sono i lavoratori dello spettacolo e della cultura da 3 mesi senza lavoro e con nessuno, pochissimi sostegni al reddito. Ci sono finti impiegati della sua banca e sono riusciti a farsi stornare 9.000 euro, vittima della truffa un 64enne di Marino di Piave, i truffatori denunciati. Parte la stagione balneare sul litorale, Jesolo oggi molti trevigiani anche per riaprire la seconda casa al mare, regole di distanziamenti da rispettare e gli albergatori attendono i turisti stranieri. Ad Altivole la singolare storia della nascita, tutti nel mese di maggio, di 3 cuginetti. I nonni dicono in questo periodo difficile una storia su come la vita vinca su dolore e sofferenza. Telespettatori di Antenna 3, dunque il telegiornale di Treviso, vedremo la cronaca in primo piano, prima però come sempre uno sguardo al bollettino dell'azienda Zero, il bollettino serale sui contagi nella Marca, un po' il termometro della situazione nel Veneto e nella Marca, un bollettino che parla di 19.150 i casi positivi dall'inizio dell'emergenza, più 4 casi positivi nelle ultime ore, nessuno di questi registrato a Treviso. Sono 1.576 casi attualmente positivi. 1.727 le persone in isolamento domiciliare, il dato sempre importante dei ricoveri negli ospedali, 387 le persone ricoverate in area non critica, 28 quelle in terapia intensiva, quindi si resta sotto il tetto delle 30 persone all'interno delle terapie intensive, un decesso registrato e non è registrato nella Marca trevigiana. Fra poco parleremo allora dei coronavirus, oggi peraltro sono i 100 giorni dall'inizio dell'emergenza, da quel fatidico 21 febbraio nel quale iniziammo questo lungo racconto e le edizioni straordinarie che continuano tuttora da 100 giorni. Prima però la cronaca con l'indagine della squadra mobile di Treviso che individua una banda di ragazzi, una decina a cui si addebitano 3 violente aggressioni. Per i 2 membri più violenti, 2 giovani di Casiera e di Nervesa che sono indagati per lesioni volontarie aggravate e minacce, è scattato il divieto di dimora a Treviso. Gli agenti della squadra mobile hanno notificato nelle scorse ore a un 23enne di origini colombiane e a un brasiliano di appena 19 anni il divieto di dimora nel comune di Treviso emesso dal tribunale. I 2 sono considerati i componenti più violenti della banda che imperversa dall'estate scorsa nella zona di Via Roma, banda che nel luglio del 2019 si sarebbe resa responsabile della violenta aggressione a un veterinario di Jesolo, avvicinato in lungo Sile Mattei con la scusa di una sigaretta e colpito alla tempia con un punteruolo. Il 36enne stava passeggiando con un amico, un manager trevigiano, che nella colluttazione era stato morso a un dito. Ci sono venuti faccia a faccia e sono partiti ad aggredirci. In un attimo avevo varie persone alle spalle che mi colpivano con pugni alla nuca, al viso, alla testa. E ho perso i sensi. Un mese dopo, sempre in lungo Sile Mattei, a essere avvicinata e picchiata era stata una ragazza e anche in quel caso la polizia, a caccia dei responsabili, aveva acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Per gli investigatori ci sarebbero sempre il colombiano e l'amico appena maggiorenne dietro la violenta rissa che a fine ottobre si era verificata fuori da una discoteca in Fonderia con il 23enne che avrebbe spaccato una bottiglia in testa a un avventore del locale, recidendogli poi con un fendente inferto col vetro rotto i tendini di una spalla. Il GIP ha emesso ora nei confronti dei 2 il divieto di dimora a Treviso, così da impedire nuove scorribande.
E un giovane di 23 anni gambiano è stato arrestato nelle sere scorse dalla polizia al dormitorio di via Pasubio a Santa Maria del Sile. Proprio al dormitorio ha minacciato ospiti e operatori, poi all'arrivo degli agenti invece di calmarsi ha aggredito anche loro. Il ragazzo si era presentato nella struttura comunale per chiedere vitto e alloggio senza averne i requisiti. Al no degli operatori è andato su tutte le furie, tanto da rendere necessario l'intervento delle volanti. Il 23enne gambiano, con precedenti analoghi alle spalle, si è scagliato anche contro i poliziotti e per questo è stato arrestato. Torneremo a parlare di cronaca fra poco, adesso però lo sguardo sulla emergenza coronavirus. Dicevamo oggi i 100 giorni dall'inizio di quella emergenza, il punto, il bilancio del governatore Zaia, che ha parlato anche delle nuove ordinanze in arrivo, è tornato a tuonare contro i paesi europei che chiudono le frontiere all'Italia e poi ha anche commentato quella imitazione di Maurizio Crozza diventata ormai virale. Oggi è il 100° giorno dall'inizio della tragedia. 100 giorni da quel 21 febbraio quando tutto ebbe inizio, 100 giorni che portano ad un bilancio dei mesi di emergenza. Il governatore ricorda le chiusure, riporta alla memoria la vicenda dei camion con i 50 respiratori acquistati in Svizzera e che non riuscivano ad arrivare in Veneto. Penso alle terapie intensive che avevano raggiunto ormai l'apice dell'occupazione, perché eravamo arrivati nei giorni di fine marzo ormai a contare sulle dita di una mano i posti liberi. Siamo riusciti a scongiurare quello che un medico non vorrebbe mai trovarsi a fare, cioè scegliere che paziente fare entrare in terapia intensiva e chi no. È stata anche l'occasione per ringraziare chi ha combattuto contro il virus, medici, infermieri, volontari, operatori delle case di riposo, ma un grazie dal presidente Zaia anche ai giornalisti. L'aspetto della comunicazione, ha detto, è stato fondamentale. Non sarebbe stata la stessa tragedia se non ci fosse stata la comunicazione. Voi siete stati dei veri e propri inviati e noi abbiamo approfittato degli inviati per parlare in un momento non di pace ma di guerra. Zaia è poi tornato sui contenuti dell'ordinanza firmata ieri, dall'uso delle mascherine non più obbligatorie all'aperto alle agevolazioni introdotte per i centri estivi. C'è già un overbooking di richieste, spiega il presidente, che studia un sistema per facilitare le famiglie. Di pensare addirittura di fare una sorta di portale dove un cittadino entra e dice io abito a Marghera che centri ci sono? Questo aiuterebbe molto. Intanto la Regione al lavoro per una nuova ordinanza. Se la curva lo permetterà, dal 15 giugno liberi tutti, discorso a parte per l'uso delle mascherine. Che verrà emanata prima ovviamente di metà giugno, che riguarderà il mondo degli spettacoli e quindi sto parlando dei teatri, dei cinema, delle discoteche. Soddisfatto poi il governatore per gli spostamenti tra regioni che saranno possibili dal 3 giugno senza distinzioni. Discorso diverso invece per gli altri paesi europei, sempre più quelli che riaprono ma non all'Italia, come la Grecia. La Grecia ha avuto un comportamento assolutamente riprovevole e mi fa ancora incazzare di più che sia anche in Europa, che noi ricordiamo tutti con la Troika, ricordiamo tutti col Fondo Salva Stati e che venga a fare la lezione. Non mi risulta che la sanità greca sia come quella del Veneto o dell'Italia. Se fossi io ministro degli esteri davanti a roba così sarei già ad Atene. Dalla regione poi un appello a Trenitalia. Aggiunga macchine, ripristini le corse che sono state soppresse e soprattutto le dedichi a percorsi come quelli su Venezia. E nel consueto punto stampa, inevitabilmente, è entrata anche l'imitazione fatta da Maurizio Crozza proprio del presidente Zaia. Ragionateci sopra. Ma perché ci aiuti a capire? È proprio una decisione culturale che ha preso lo Stato del Veneto. Ma che Stato del Veneto? Voi non siete uno Stato. Siamo più un continente, no? No, non lo siete. Ma non lo siamo ancora, ma lo diventeremo passo passo, ci arriveremo. Siete una regione e basta. C'è una bellissima frase di un filosofo del primo secolo a.C. Chi? A Cleroconte da Febo. Chi è Cleroconte? Che dice un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. No. Se fosse un giudizio di scuola direi il ragazzo si è impegnato ma può fare di più. Sull'accento mi sembra un misto tra un bergamasco e un veneziano, c'è una roba che può impegnarsi un po' di più sulla dizione. Se vuole mi propongo anche a fare un po' un corso di dizione. Allora vedremo se la prossima imitazione soddisferà il governatore. Intanto
Dicevamo, tra le ordinanze, quella annunciata ieri con il via libera allo stop all'obbligo per le mascherine all'aperto da lunedì. E oggi il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, fa un po' il punto e ovviamente dice bene che ci siamo arrivati a queste libertà, ma bisogna usare il buonsenso. Intanto sono partiti i prelievi di plasma iperimmune per creare la cosiddetta banca regionale. Le nuove libertà previste dalla prossima settimana dall'ordinanza regionale vanno sfruttate, ma con il solito buonsenso predicato in questi mesi. Ben venga, dice il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, anche la cancellazione dell'obbligo di utilizzo della mascherina all'esterno. Dobbiamo evitare di creare una popolazione di depressi per la chiusura della quarantena. Chiediamo solo ovviamente questa avvertenza a tutti, che è quella di mantenere la distanza di sicurezza e lavarsi le mani, quello è fondamentale. Dopo abbiamo bisogno che l'economia comunque cammini. Abbiamo avuto un periodo di depressione importante, oggi abbiamo bisogno che le nostre aziende comincino a lavorare. Una delle aziende importanti è quella del turismo. Potersi rilassare in vacanza, ad esempio in spiaggia, è anche una questione di salute. È un po' ridicolo vedere distanziati ovviamente dei 2,5 metri, 3, gente che in spiaggia si mette la mascherina. È chiaro che nei luoghi chiusi la consigliamo ancora perché là effettivamente il rischio del droplet esiste ancora. Perché il Covid non è scomparso e questo bisogna ricordarlo. Non a caso anche a Treviso è partita la raccolta del plasma iperimmune, quello cioè dei guariti dal virus, ricco di anticorpi. Una trentina i trevigiani che si sono fatti avanti. Hanno risposto in molti, tanto che siamo partiti e poi vedremo altre persone in questa settimana. Ringrazio tutti i cittadini che sono a disposizione. Ancora una volta il Veneto, la provincia di Treviso, gli abitanti dimostrano di avere questo grande senso di solidarietà. La speranza, conclude Benazzi, è di non doversi trovare nella circostanza di usare questo plasma, ma se accadrà, se dovessero ripresentarsi pazienti in condizioni gravi, potrebbe rivelarsi vitale. Nel caso ci fosse una reinfezione, noi avremo sicuramente uno strumento importante per ovviamente salvare le persone. Col plasma è dimostrato che oltre il 40% delle persone che possono essere interessate a questa terapia, alla fine escono dalla terapia intensiva e riprendono la vita normale. Ne ha accennato nel servizio Lina Paronetto il direttore generale Benazzi alle spiagge. Le vedremo fra poco, tantissimi trevigiani oggi a Jesolo, ma tanti trevigiani anche a Venezia nel pomeriggio, nella manifestazione con oltre 1 migliaio di persone, dei lavoratori della cultura e dello spettacolo, una mobilitazione permanente. Si montano le sagome in legno di cantanti e musicisti, fantasmi di uno spettacolo che non c'è. Sul piazzale della stazione va in scena così la protesta dei lavoratori dello spettacolo. Tecnici luce, del suono, del video, attori, musicisti, facchini e maestranze. Per tutti loro la ripresa non è uno spettacolo. Per noi la ripresa è una spremuta di sangue. Noi siamo fermi da metà febbraio e chissà quando ricominceremo a lavorare. Noi, se andrà tutto bene, ricominceremo a lavorare ad ottobre. Quindi siamo qui per chiedere un'attenzione particolare a un settore che potrebbe sparire fondamentalmente a causa Covid. È una situazione di emergenza nell'emergenza, ovvero noi viviamo una situazione nella quale non abbiamo lavoro, non abbiamo la possibilità di lavorare, ma che si acuisce dentro un'emergenza nella quale il sistema che regolava i nostri contratti non era assolutamente tutelante. La situazione in merito agli ammortizzatori sociali che non sono mai arrivati, si parla dei 600 euro, delle casse integrazioni in deroga e si parla di un contratto nazionale che non esiste. Forse il lockdown ha risvegliato una coscienza collettiva, che è una coscienza che semplicemente dice a gran voce oggi nelle piazze italiane di dire basta a tutto questo, di dire basta alle poche tutele, basta ai pochi diritti sul lavoro, perché quello che compiamo noi tutti i giorni, qualunque maestrante essa sia, è un lavoro. Continuerà fino a metà giugno la mobilitazione permanente dei circa 7.000 lavoratori dello spettacolo in Veneto, per la maggior parte con contratti di lavoro intermittenti o precari. Chiedono con urgenza un incontro con Regione e INPS per ottenere ammortizzatori sociali e una riorganizzazione generale del comparto nazionale dello spettacolo. Il problema è proprio il ritorno a questo lavoro qua, perché il ritorno in sicurezza non è garantito. Noi non abbiamo maternità, non abbiamo paternità, non abbiamo la malattia e quindi anche quello che stiamo ponendo oggi, che è ripartire con gli eventi, anche significa certo ripartire, ma mettere comunque a rischio la nostra incolumità in questo caso. In questo momento quelli piccoli rischiano di sparire perché vedendosi cancellata completamente la programmazione e non avendo sostegno economico
perché non si parla solo di programmazione cancellata, parliamo anche di opportunità, di costruzione di anni di lavoro. Torniamo alla cronaca con il vasto incendio scoppiato in un'azienda agricola, l'azienda agricola Vaccamora di Strana, fuoco 500 balle di fieno, è successo nel pomeriggio intorno alle 18, le fiamme sono divampate all'interno di un capannone della nota società agricola Vaccamora, mandando in rogo circa 400-500 balle di paglia sul posto. Per spegnere le fiamme, l'intervento dei Vigili del Fuoco di Treviso e Montebelluna con ben 5 mezzi e 11 uomini in totale. Fortunatamente il rogo non ha causato il ferimento di nessun animale, l'intera struttura però è andata distrutta nel rogo. E poi una truffa, si sono finti impiegati della sua banca e sono riusciti a farsi stornare la cifra di 9.000 euro. Vittima della truffa, un 64enne di Mareno di Piave. Autori, come hanno accertato poi i carabinieri, un 20enne salentino residente a Susegana e una 38enne tunisina residente a Napoli. I due hanno contattato il 64enne al telefono spacciandosi per i dipendenti della sua banca. Volevano avvisarlo, così gli hanno detto, di bonifici verso l'estero che terze persone avrebbero fatto a nome suo, ma nelle procedure che gli hanno indicato per entrare del denaro c'era il raggiro. Sono riusciti a farsi fare bonifici per 9.000 euro. I carabinieri, anche se utilizzavano un indefinito numero privato, sono riusciti però a risalire a loro e li hanno denunciati. Allora, lo dicevamo, a Jesolo adesso, dove tanti trevigiani oggi si sono recati da questa mattina per l'apertura della stagione balneare, anche in concomitanza ovviamente con il ponte del 2 giugno e anche per riaprire la seconda casa al mare. Un avvio che molti temevano e che invece ha visto una buona presenza di turisti veneti e trevigiani in attesa di quelli delle altre regioni dal 3 giugno e anche ovviamente di quelli stranieri. Vediamo. In altri tempi questa immagine avrebbe raccontato il disagio di arrivare a Jesolo, ma nell'anno del coronavirus le auto in coda verso la spiaggia sono il primo segno benaugurante di una stagione già decisamente critica per il turismo balneare. Stessa sensazione positiva con la gente che il primo giorno, con strutture aperte, arriva numerosa in spiaggia. Qui siamo all'Arenile Mazzini, dove c'è la zona attrezzata ma anche quella libera. Ieri sera ho lavorato fino alle 10:30 per prepararmi stamattina con tutti i regolamenti, cartoleristica e via dicendo. Adesso li abbiamo messi 4 metri per 7, perché siamo maggio, giugno, poi verrà messi 4x4. Però insomma come sta andando? La gente sta rispondendo? Sì, la gente qua vedo che sta rispondendo bene. E poi sono disciplinati? Sì, dai, diciamo che vedo, tranne qualche giovane così, ma più che altro la sera, ma vedo che sono tutti in ordine, tutti educati, tutti ci domandano, possiamo, facciamo. Tanto aumento rispetto all'anno scorso il costo? No, abbiamo mantenuto i prezzi dell'anno scorso. Adesso bisogna valutare per via della sanificazione cosa incide, ma più o meno. State facendo i conti anche voi, insomma? Sì, stiamo facendo i conti, forse ci vorrà anche più personale. Però si può fare? Sì, infatti stamattina ha detto ci si può fare, sì. Sensazione positiva anche da uno dei bar che da questa mattina sono aperti in spiaggia. Sembrerebbe bene, la gente ha voglia chiaramente di spiaggia, visto che sono i primi caldi. I ragazzi sono tutti con la mascherina a quanto pare quando vengono al bar, poi in spiaggia chiaramente se la levano, però sembrano abbastanza consapevoli di quello che bisogna fare. Ottimista per la stagione dopo i giorni della chiusura? Non ottimista, ma quasi. Mancherà il turismo da fuori, quindi Germania, Austria, Svizzera, e speriamo che scendano anche loro, che loro sono una grande potenza per noi. Intanto si comincia bene con il turismo del Veneto che è già tornato nelle seconde case. Stanno arrivando un po' alla spicciolata, ma già da ieri sera abbiamo visto che le spese sono un po' più complete e non solo cose di giornata, per cui penso che si fermino qua almeno per il weekend. Insomma, ottimista? Dai, diciamo di sì, ce la caveremo. Sicuramente molto dipenderà dal rispetto delle regole che per quanto riguarda distanze nei locali qui sono fatte rispettare sin dal primo giorno. È ovvio che su un contesto del genere che non è normale la gente magari prova a eccedere, a cambiare qualcosa, basta rimettere i paletti, rimettere le regole e la gente bisogna farla rispettare. Insomma i veneti sono disciplinati? Si fanno disciplinare. Allora sentiamo il punto di vista della gente all'apertura della stagione balneare.
Ci siamo organizzate con mascherina e guanti per essere ovviamente nel rispetto anche delle altre persone e di noi stessi, anche perché è il primo giorno al mare. Attenti alle regole, almeno per il primo giorno della stagione, che per certi versi è sembrato quasi un primo giorno di scuola, con la gente a chiedere come comportarsi, soprattutto per ombrelloni e lettini. Adesso proviamo, cominciamo. Dobbiamo ancora prendere visione. Comunque dai, stamattina si sta bene. Siamo distanziati, è tutto ok, si può venire tranquillamente. Però la mascherina. Beh, ma insomma sotto l'ombrellone la togliamo, dai. Distanze decisamente maggiorate rispetto al passato rassicurano i primi bagnanti. Poi c'è chi forse per essere più sicura sceglie proprio il pontile. Come se niente fosse esattamente, però devo ancora capire bene come funziona il discorso della spiaggia libera qui in spiaggia, perché non si sa ancora come funziona. E forse l'immagine dell'autodisciplina dei primi bagnanti a Jesolo è questa, quella sulla spiaggia libera dell'Arenile Mazzini. Giovani, coppie di fidanzati e famigliole hanno tutti steso gli asciugamani calcolando le distanze con chi era già disteso sulla sabbia. Teniamo a distanza sicuramente, i bambini giocano di là e siamo con le mascherine fino alla spiaggia e qua in spiaggia le abbiamo levate, ma fino ad arrivare qua sempre con le mascherine. Un autocontrollo al punto che sull'Altanna l'ha detto più che controllare è impegnato a informare. Io adesso fungo un po' da informatore perché chiaramente la gente ancora non sa come deve comportarsi, però vedo che sono tutti molto bravi. La sensazione è che tutti siano anche orgogliosi di rispettare le regole, come questa coppia che prima giustifica l'assenza della mascherina perché non obbligatoria in passeggiata e poi ce la fa vedere per chiarire che le regole loro le rispettano. L'unica trasgressione ammessa oggi è un tuffo tra le onde, anche se la bandiera e i relativi cartelli indicano che non si dovrebbe. Sul sito era tutto tranquillo, ho controllato in vari posti online e non ho trovato nessun problema, per cui ho detto vabbè, vado, cioè con questa giornata vado. Allora vada. Grazie, gentilissimo. Che sia di buon auspicio per la stagione balneare. Adesso la pubblicità, poi ancora le notizie da Treviso. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo dalla notizia dei 3 imprenditori veneti nominati oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Cavalieri del Lavoro. Tra questi, oltre alla vicentina Silvia Stein e la veronese Maria Allegrini, il trevigiano Enrico Marchi, coneglianese, che come sapete dal 2000 è Presidente e amministratore delegato di Save SpA, società di gestione dell'aeroporto Marco Polo di Venezia tra il 2007 e il 2014, con l'acquisizione di quote dello scalo di Treviso e di quello di Verona, ha dato vita al polo aeroportuale del Nord-Est. Cavaliere del Lavoro, dicevamo, oltre ad Enrico Marchi, anche l'imprenditrice del settore vitivinicolo Maria Allegrini e Silvia Stein, titolare di un magnificio di alta gamma a Vicenza. Questi 3 Cavalieri del Lavoro, neocavalieri del Lavoro, nominati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad Altivole adesso, per una singolare storia della nascita, tutti nel mese di maggio, di 3 cuginetti. I nonni ci hanno contattato per condividere in questo periodo difficile a causa del Covid questa notizia gioiosa che testimonia, dicono, come la vita vinca anche sul dolore e sulla sofferenza. Pietro, primo, secondo Nicolò e il terzo è Santiago, che ieri è tornato dall'ospedale. Fiocchi azzurri appesi alla ringhiera del terrazzino di casa, uno per ciascun nipotino. Non 3 gemellini, ma i bimbi nati da 3 differenti figli di questa coppia di San Vito di Altivole, Giovanni Dertone e Cesia Barichello. Santiago è figlio di Stefano, Pietro di Irene, Nicolò di Matteo. Tutti e 3 sono venuti alla luce in questo difficile maggio 2020, capace anche di coincidenze straordinarie come questa. In questo momento che stiamo vivendo un po' anche con questo Covid-19, che appunto notizie negative che circola, aver avuto questa possibilità di dare anche una notizia positiva, ecco, mi sembrava che fosse stata un'occasione bella, insomma, far partecipi anche gli altri, anche perché porta un po' di speranza nel futuro. Sapere di queste 3 nuove nascite, cioè che la vita è sempre più forte di qualsiasi altra cosa, delle malattie, della sofferenza, cioè la vita nonostante tutto
va avanti, insomma si fa strada da sola. I Derton ne hanno 5 di figli, una famiglia unita che nei mesi ha condiviso questa attesa che riguardava non una ma 3 future mamme. È stato bello perché loro si mettevano anche tante volte assieme per vedere anche la crescita della pancia, no? Chi più, chi meno. Allora, ma io ho la punta per cui sarà un bambino, no, ma mi sembra che sia un po' rotonda, più bassa, forse è una femmina. Io spero che trovino un mondo di pace, un mondo a misura d'uomo e anche pulito. Noi sinceramente siamo anche gente di fede, di per sé, li abbiamo affidati a Maria proprio perché insomma è il mese di maggio, è il mese anche dei fiori, ma soprattutto anche della Madonna, quindi speriamo che siano custoditi bene anche nel tempo. Davvero una bella storia, quella che ci ha raccontato Lina Paronetto. Auguri ovviamente ai nonni, e ai nipoti e a tutti quanti, ai figli. Adesso la pagina con le notizie dal Bellunese. E in primo piano la fase di stallo rischiosissima per il futuro del Nevegal. Il capogruppo di Civiltà Bellunese Liga Veneta Franco Roccon va all'attacco. Sulla carta sono tutti pronti a fare la propria parte per il rilancio del Nevegal, la cui vicenda potrebbe diventare la trama di un film oramai ai titoli di coda. L'attore principale è il comune di Belluno, da più parti accusato di immobilismo. Basta rimpalli di responsabilità, hanno detto pochi giorni fa i consiglieri comunali e regionali del PD, che hanno chiesto di scoprire le carte per non dare false illusioni, ma una prospettiva certa agli operatori. Oggi di nuovo Franco Roccon, capogruppo consigliere di Civiltà Bellunese Liga Veneta, già ex presidente della commissione speciale Nevegal, a sollecitare l'operato dell'amministrazione comunale che definisce piatta e insensibile. Qui non si muove niente, cioè qui siamo usciti da un letargo invernale che persegue ancora come gli orsi, no? Quindi è un'amministrazione che non dà risposte sulla sua stazione turistica più importante. Roccon si dice sorpreso di non avere letto una riga sul futuro del Colle né sul turismo nel piano presentato ieri dai capigruppo di maggioranza, e ne ha per tutti. Per i colleghi consiglieri, il programma che hanno presentato ieri è un programma elettorale, no? E pare evidente, anzi è sicuramente così, che è un programma per futura memoria, nel senso, se il sindaco va via perché è candidato in altri lidi. E per l'assessore al turismo. Stiamo pagando, adesso lo dico anche in termini di costo, un assessore circa 1.000-1.200 euro al mese, senza che questa produca nulla. Non produce assolutamente nulla. Sul turismo una voce importante, sulla recettività, cioè non si vede nulla. Insomma, siamo alla frutta, incalza Roccon, critico pure sul ritardo clamoroso della nomina di un professionista incaricato di redigere il piano economico-finanziario per l'assegnazione della concessione per la gestione degli impianti. Mercoledì prossimo è in programma la riunione della Commissione Nevegal che incontrerà i vertici dell'Alpe e del Nevegal. Tutto questo mentre in Regione è in corso di esame un progetto di legge che prevede l'istituzione di un fondo per la valorizzazione dei comprensori sciistici. Sulla carta a fare da apripista sarà il comprensorio del Nevegal, ma se il comune di Belluno non riacquisirà la proprietà degli impianti, per il Colle il destino è già segnato. Siamo così in attesa che l'orso si svegli dal letargo, ma in realtà non è così. Il Nevegal è in attesa, sono tutti pronti, pubblico e privato, associazioni e quant'altro, ma chi manca è proprio l'attore principale, quello che doveva fare la regia da tanto tempo. Via libera da Roma la modifica del progetto di rigenerazione urbana del Parco di Lambioi. È arrivata la tanto attesa nota del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha comunicato l'ok all'aggiornamento del progetto del parco fluviale per un importo di oltre 5 milioni di euro. Via libera il progetto che consentirà la rinascita del parco fluviale di Lambioi a Belluno. La segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato l'ok del gruppo di monitoraggio all'aggiornamento del progetto, che era già pronto per l'appalto, ma la tempesta Vaia fermò con lo straripamento del Piave. Con Alessandro vi facciamo vedere quali sono le condizioni di degrado in cui versa il parco fluviale di Lambioi. Questa area è chiusa, c'è un divieto di accesso, qui la distruzione la ricorderete al tempo di Vaia. Finalmente è stato dato il via libera per la rigenerazione di questa area che si trova praticamente ai piedi del cuore della città. 5.300.000 euro l'importo complessivo del progetto. Il Comune aveva richiesto il nulla osta per poter adeguare il progetto che era pronto per andare in appalto, ma i danni subiti dal Parco di Lambioi a seguito della tempesta Vaia
avevano reso non percorribile l'espletamento delle procedure di gara. Il progetto è il più significativo del piano per la rigenerazione urbana e prevede la realizzazione del sottopasso di collegamento ciclopedonale tra il Parco Emidio e l'area di Lambioi, una nuova area sosta per i camper a fianco del parcheggio, un nuovo parcheggio a fianco dello Space Arena, la sistemazione di tutta via Lambioi e dell'accesso principale dal centro storico al parco, interventi per l'accesso al Piave in zona Nogarea e San Pietro, interventi di ripristino nella vasta area danneggiata dalla piena del Piave a Lambioi. Il costo dell'opera è di 5,3 milioni di euro, 4,2 a carico dello Stato, mentre per la restante parte intervengono il Comune di Belluno e Bingi SP, che nel frattempo ha già realizzato e concluso importanti opere impiantistiche. Il progetto si coordina con le attività messe in campo dalla Regione Veneto tramite il Genio Civile di Belluno, con la quale è in corso una collaborazione molto proficua. Genio Civile che ha in carico il rifacimento di quel tratto di argine crollato sempre a seguito dei danni Vaia. Il primo stralcio, curato da Sportivamente Belluno, servirà per realizzare un'area parco giochi con attrezzature varie e barbecue per consentire una graduale riappropriazione dell'area da parte dei cittadini che fin dai primi giorni dopo la tempesta Vaia si sono impegnati per la rinascita dell'area divenuta simbolo della nostra città grazie a un'importante raccolta fondi. Adesso siamo alla nostra rubrica dei bimbi in TV. Stasera i video di Leonardo da Volpago del Montello con il suo primo bagno, la sua prima spiaggia post-Covid, Celeste e Angelica da San Donà di Piave, Davide e Daniel da Trevignano e Maria Renata da Nervesa della Battaglia. Continuate allora a mandarci i vostri video al 351, ecco lo vedete in sovraimpressione, 175 5340 e per raccontare un po' le giornate viste con gli occhi dei vostri piccoli e dei nostri piccoli telespettatori anche in questa fase 2 in cui il lockdown di fatto finisce, ma appunto potete raccontare le vostre giornate, cosa fate ogni giorno, un po' per passare il tempo. E allora continuate allora a mandarci questi video, adesso vi lascio al meteo, poi riprendiamo la nostra narrazione dell'edizione straordinaria. Benvenuti al meteo. Ultimo giorno del mese con tempo sostanzialmente buono sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 31 maggio. Sul Veneto fino al primo mattino il cielo risulterà spesso nuvoloso e anche coperto e non si escludono anche residui piovaschi in montagna. Ampio soleggiamento invece a partire dal pomeriggio con tempo più asciutto. Temperature gradevoli, minime tra 10 e 14 gradi, valori massimi compresi invece tra i 18 e i 23 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia con ampio soleggiamento dappertutto, dalle ore pomeridiane avremo maggiori addensamenti sui rilievi. Temperature minime fino a 14 gradi, massime tra 20 e 21 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, il cielo risulterà nuvoloso anche con qualche acquazzone durante la mattinata, bel tempo a seguire con tanto sole. Temperature minime sugli 11-12 gradi, vedete, massime fino a 23 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3. Arrivederci.